la nobile Antonia Venier ed era una chiesa e un monastero di clausura. Guardate che le moneghe erano solo di clausura, perché nel Medioevo e anche dopo non è pensabile una donna, una monaca che faccia vita pubblica. Erano le donnacce che facevano vita pubblica e basta. Allora, un convento, un monastero di clausura. Entrando, come facciamo a riconoscere che è un monastero di clausura? Giratevi. Uno dei pochi rimasti intatti a Venezia, il barco delle moneghe, il coro delle monache, che è sopraelevato, è gotico, su colonne gotiche, barbacani, è intatto, a parte le grate che vedete, tutte ricamate, che sono state rifatte nel Settecento. Lì, per le loro diverse cerimonie del giorno e della notte, le monache si riunivano, ma a dire la messa veniva il prete ed era sull'altare. E adesso vi interrogo, come faceva il prete a dare la comunione alle moneghe? Se rampicheo lassù una cosa, un prete in mezzo alle moneghe, vi sembra che... Come feo allora? Brava! Eccola là, avete visto? Quando si entra in una struttura architettonica, usemi oggi, vediamo una cosa isolata così e un'altra grata, dobbiamo dire, questo era un convento di monache di clausura.